Possiamo iniziare se volete. Se volete possiamo anche iniziare con le braccia, facciamo un po' di movimenti con le mani dalle spalle ad aprire, così si va giù. Di nuovo saliamo e portiamo le mani sulle spalle e di nuovo giù, sempre camminando. Un po' alla volta ci muoviamo tutti, tutto il corpo. Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione di ginnastica per noi di una certa età, progetto WISP per il quartiere San Paolo, che oggi finalmente si svolge all'aperto, si svolge con un po' di pubblico e inizieremo nella lezione di oggi approfittando anche dello spazio. Abbiamo iniziato con un piccolo riscaldamento fatto in piedi, camminando. Noi avevamo questa possibilità e quindi ne abbiamo approfittato. Continuiamo la nostra lezione, che è anche per tutti voi, stando in piedi con un riscaldamento da fermi. I fagiolini. I fagiolini hanno proprietà nutrizionali molto preziose per l'organismo. L'acqua contenuta, infatti, fa sì che svolgano un'azione diuretica e depurativa sempre utile. La caratteristica più interessante, però, è quella che coinvolge l'apparato scheletrico. Ciò grazie alla presenza di un vero e proprio mix di sostanze utili appunto per lo scheletro, quali il calcio e il fosforo, ma anche la vitamina A e la vitamina K, così come il silicio, minerale utile in particolare per la rigenerazione ossea. Sono consigliati di conseguenza per tutti coloro che hanno problemi alle ossa o alle articolazioni, così come nelle donne in menopausa, oppure per prevenire o trattare l'osteoporosi. Sono utili anche al sistema cardiovascolare, innanzitutto per l'elevato contenuto di potassio, ma anche per la presenza dei flavonoidi che, grazie alle loro proprietà antiossidanti, esplicano effetti antinfiammatori, prevenendo la formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni. Gli stessi flavonoidi, insieme agli antiossidanti, fanno sì che i fagiolini risultino efficaci nel contrastare l'attività dei radicali liberi, prevenendo l'invecchiamento cellulare. Ravanelli. Coltivati per la radice commestibile, i ravanelli vengono raccolti da marzo fino alla fine dell'autunno. Per scegliere i ravanelli migliori fate attenzione alla consistenza, che deve essere soda e croccante, ma non troppo indurita. Queste piccole pepite rosse sono ricche di proprietà benefiche per il nostro corpo. Purificano il sangue, depurano il fegato e calmano il sistema nervoso. I ravanelli possono essere consumati sia crudi in insalata o nelle centrifughe, sia cotti per zuppe o salse. Il loro colore deve essere rosso deciso e la polpa bianca brillante. La freschezza dell'ortaggio si riconosce anche dalle sue foglie, che non devono presentare parti gialle. Anche queste ultime possono essere cucinate, proprio come qualsiasi altra verdura, e servite come contorno o per arricchire un primo o un secondo piatto. Inoltre i ravanelli hanno pochissime calorie, un basso indice glicemico e un forte potere saziante, quindi sono indicati per le diete ipocaloriche. Quindi iniziamo, come siamo abituati ormai da casa, a mobilizzare la parte alta del corpo, e per farlo usiamo dei movimenti della testa e andiamo a guardare, mantenendo le spalle ferme, prima da un lato, alla nostra destra, con lo sguardo, andiamo a guardare di là verso gli alberi, poi lentamente ruotiamo il capo, con lo sguardo passiamo davanti a noi, torniamo frontali e proseguiamo la corsa e andiamo a guardare alla nostra sinistra. Lentamente riprendiamo questo movimento, quindi torniamo indietro con lo sguardo, sempre lentamente, senza fretta. Torniamo a guardare frontali e proseguiamo e torniamo a guardare di lato. Non vogliamo fare un movimento veloce, uno strappo, quindi ci muoviamo lentamente e torniamo indietro, ripetiamo. È come fare un cenno di no con la testa, però un po' più accentuato. Le spalle cerchiamo di tenerle più o meno ferme dove sono e muoviamo solo la testa, quindi ruotiamo solo la testa. Pianino, senza fretta.
guardiamo prima da un lato e poi dall'altro. Ok, possiamo tornare a guardare adesso frontali e fermarci e continuiamo sempre con un movimento del capo. Questa volta non faremo no, quindi non guarderemo a destra e a sinistra, ma guarderemo in alto e in basso, come a fare cenno di sì con la testa. Quindi sempre stando ben stabili, scendiamo con il capo, scendiamo con lo sguardo, andiamo a guardare giù verso il pavimento e poi lentamente risolleviamo il capo, risolleviamo lo sguardo e andiamo a guardare un po' più su. Magari noi guardiamo lì le fronde degli alberi senza per forza guardare in alto. E poi lentamente torniamo giù con lo sguardo e riandiamo a guardare verso il pavimento. E ripetiamo ancora questo movimento continuo con lo sguardo di andare su e poi in giù. E magari facciamo un po' di attenzione, quando guardiamo giù cerchiamo di avvicinare un po' adesso anche il mento al petto, sentiamo che si allunga qui dietro il collo. Ancora su, senza esagerare, non dobbiamo sentire fastidio al collo, questa è una posizione un po' delicata, e poi di nuovo e per l'ultima volta andiamo giù, avviciniamo bene il mento al petto e con lo sguardo di nuovo poi frontali. Ecco, se sentite che durante questo esercizio o i prossimi esercizi che facciamo in piedi muovere la testa vi dà un po' di senso di vertigine o un po' di fastidio, ecco allora potete rallentare con gli esercizi, quindi farli un pochino più piano oppure fermarvi. Ecco, l'importante è sempre sentire che siamo stabili. Se sentiamo che perdiamo l'equilibrio allora è meglio fermarsi. In particolare in questo esercizio muoviamo il capo e gli facciamo fare un movimento completo, quindi con lo sguardo, come abbiamo fatto prima, andiamo a disegnare un cerchio partendo dall'alto, quindi guardiamo su, poi scendiamo lateralmente, andiamo a guardare di lato e continuiamo con lo sguardo andando in giù verso il basso, come le lancette di un orologio. Continuiamo la nostra corsa e risaliamo dall'altro lato, quindi andiamo a disegnare un immaginario cerchio con la punta del naso e lo continuiamo, quindi continuiamo questo giro. Lo sguardo ci aiuta perché ci dice dove andare, noi guardiamo in su e la testa si muove verso l'alto, andiamo a guardare lateralmente, il collo ruota di lato. E quando guardiamo giù sentiamo che il mento anche si avvicina al petto. Adesso che abbiamo fatto qualche giro in un verso possiamo cambiare il senso di marcia, quindi il movimento lo manteniamo uguale, però giriamo dall'altro lato. Questo ci aiuta a diminuire quel senso che può venirci di vertigine, perché quando muoviamo la testa con movimenti così ampi potremo anche sentire un po' di fastidio. E ripeto, se sentite che vi destabilizza un po' questo movimento, allora vi potete tranquillamente fermare. Ok, torniamo con lo sguardo frontale, fermiamo un attimino la testa, scendiamo lungo il corpo, andiamo a scaldare un pochino le spalle e per farlo facciamo dei movimenti utilizzando solo le spalle. Proviamo adesso a sollevare le spalle avvicinandole alle orecchie, un po' come fare spallucce. Quando arriviamo su, lentamente scendiamo, rilassiamo un po' le spalle e poi proviamo anche a spingere giù verso il basso, come se avessimo le borse della spesa in mano, pesanti, no? Che ci portano giù verso il basso le spalle. Arrivate giù, ricominciamo e andiamo a salire verso l'alto. Quando ci avviciniamo con le spalle alle orecchie, arriviamo nel punto più alto, come prima, lentamente scendiamo. Il movimento è un po' come se aveste le braccia dentro dei binari che le permettono solo di andare su e poi, al contrario, di scendere giù. Quindi non vanno avanti o indietro, sono
fisse lungo il corpo e traslano in alto ed in basso. Su si avvicinano alle orecchie e giù invece si avvicinano le mani al pavimento, vanno giù verso il basso. E giù. Possiamo adesso rilassare un po' le spalle, torniamo in una posizione neutra, facciamo un movimento che, se quello che abbiamo fatto adesso era in alto e in basso, il prossimo sarà avanti e indietro. Per aiutarci con questo movimento le mani ci indicano la direzione, quindi spingiamo con le mani davanti a noi, le allontaniamo dal corpo come se volessimo toccare qualcosa che sta molto lontano, in questo modo avanziamo con le spalle e poi al contrario avviciniamo le mani al petto e proviamo a portare i gomiti dietro la schiena, quindi ci apriamo con il petto, le spalle in questo modo vanno indietro e di nuovo lentamente sempre ci dispostiamo in avanti. Alterniamo questi due movimenti, in avanti con le dita che spingono in fuori lontano da noi e poi lentamente torniamo indietro, i gomiti che vanno dietro e apriamo bene il petto e continuiamo il movimento. Possiamo già pensare anche alla respirazione, infatti quando apriamo il petto inspiriamo, riempiamo i polmoni, sentiamo che ci viene anche naturale. Quando invece spingiamo in avanti, quindi allontaniamo le mani, sentiamo come ci schiacciamo un pochino e quindi l'aria tende ad uscire. Utilizziamo quindi il respiro, questo esercizio, inspiriamo, riempiamo i polmoni quando abbiamo le spalle indietro e il petto aperto e poi buttiamo fuori l'aria quando spingiamo invece con le mani in avanti. Ancora qualche movimento e in avanti, bene ad allontanare e adesso possiamo rilassare, ci sgranchiamo ancora un po' le spalle, abbiamo iniziato a lavorare con tutta questa parte, quindi adesso magari si sente anche un pochino di più il calore. Completiamo con un esercizio più completo, una circonduzione, e per farlo appoggiamo le mani più o meno sulle spalle e utilizziamo i gomiti come delle lancette dell'orologio. Le facciamo puntare prima giù verso il basso e poi con un movimento continuo e controllato saliamo con i gomiti dietro di noi. Proseguiamo con le lancette ad andare su verso l'alto e poi scendiamo con i gomiti davanti a noi. Nel movimento continuo ripassiamo giù puntando con i gomiti il pavimento, saliamo ancora dietro di noi, andiamo su e scendiamo davanti. Anche con questo esercizio andiamo a disegnare con i gomiti una specie di cerchio che all'inizio sarà piccolino perché ci stiamo ancora scaldando, quindi non serve fare grossi movimenti, ma un po' alla volta, mano a mano che ripetiamo questo movimento, possiamo provare ad allargare questo cerchio, possiamo provare a disegnare con i gomiti un cerchio un po' più grande. E per farlo andiamo giù bene con i gomiti e con le spalle verso il basso. Quando apriamo proviamo ad aprire bene il petto come nell'esercizio di prima, proviamo a spingere un po' più su e quando scendiamo davanti proviamo ad avvicinare i gomiti tra di loro. Quindi quando ho le braccia, i gomiti davanti, proviamo anche a avvicinarli davanti al petto. Sentiamo come fa un po' fatica ad avvicinarsi, però vanno a mobilizzare bene la spalla. Ancora qualche giro. E adesso, per non farci mancare nulla, cambiamo il giro di questo esercizio, quindi sempre le mani sulle spalle, i gomiti questa volta puntano dal basso in avanti, quindi salgono davanti a noi, vanno su e scendono questa volta dietro, continuano verso il basso e proseguono salendo davanti di nuovo. Come prima, il movimento è molto simile, però abbiamo invertito il giro. Sentite che nonostante
il movimento sia lo stesso, c'è un po' di differenza, si sente soprattutto qua davanti sul petto probabilmente. Come prima, questi cerchi proviamo un po' alla volta a ingrandirli, quindi a farli diventare belli ampi. Soprattutto quando dall'alto scendiamo dietro, apriamo bene il petto. Ok, un ultimo giro e possiamo rilassare le braccia, riportare le braccia lungo i fianchi e magari sgranchirci un po'. Adesso sicuramente abbiamo lavorato e sentiamo che la muscolatura qui delle spalle si è attivata, magari anche un po' di caldo, un po' di calore è un segno positivo. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 54 19 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi. Scendiamo lungo il corpo, andiamo a scaldare tutta la parte qua del tronco e per farlo prendiamo una bella posizione stabile. Come nell'esercizio di prima in cui guardavamo da un lato con la testa, adesso guardiamo da un lato con tutto il petto, quindi ruotiamo anche le spalle e andiamo a guardare lateralmente. Arrivati alla fine, torniamo indietro pian pianino, torniamo frontali e proseguiamo guardando dall'altro lato. Senza esagerare, ricominciamo, torniamo indietro, quindi riprendiamo questo movimento e lo continuiamo prima da un lato e poi tornando indietro dall'altro. Ognuno ha il suo ritmo, non dovete per forza seguire la mia velocità, l'esercizio è semplice, dobbiamo guardare con le spalle il petto prima da un lato poi dall'altro e già che ci siamo possiamo anche qui pensare di unire la respirazione a questo esercizio che ci aiuta. E in particolare, magari ci viene anche naturale, quando ruotiamo e raggiungiamo il lato, buttiamo fuori l'aria perché sentiamo anche che gli addominali si contraggono un po', ci viene da buttare fuori l'aria, mentre quando ci rilassiamo e torniamo a guardare frontali, inspiriamo, aria dentro, ruoto e butto fuori l'aria, mi rilasso, torno frontale, faccio entrare l'aria nei polmoni. E ricomincio, ruoto dall'altro lato, butto fuori, quando mi rilasso torno frontale, inspiro, faccio entrare l'aria. Facciamo gli ultimi movimenti di questo tipo, magari proviamo ad accentuare un po' il movimento guardando alle nostre spalle, quindi anche con la coda dell'occhio proviamo a sbirciare cosa succede alle nostre spalle, questo ci aumenta un pochino l'ampiezza del movimento. Ultimo anche dall'altro lato e possiamo tornare frontali. Bene, continuiamo mettendo le mani sui fianchi che ci danno un po' di stabilità perché adesso mobilizziamo il bacino, questa zona. Per farlo oscilliamo un pochino lateralmente, poi dall'altro lato, poi col bacino un pochino all'indietro e questi movimenti li uniamo a disegnare anche questa volta una specie di cerchio. Forse più un uovo in questo caso. Con il bacino ci spostiamo dietro di noi, andiamo a lato, sbilanciamo un pochino senza esagerare anche in avanti e riprendiamo il movimento lateralmente. Ruotiamo un po' come se stessimo girando intorno ai nostri piedi con il bacino. E pian pianino, senza esagerare, senza fretta, andiamo a sbilanciarci un pochino di più di lato, sentiamo come si allungano qua i muscoli della schiena, sempre senza sforzare, e poi anche dall'altro. Potete anche portare il bacino più indietro, così da allungare i muscoli posteriori qui della schiena.
fate un po' più di attenzione quando invece vi sbilanciate in avanti, allora le mani ci aiutano bene a sostenere perché non vogliamo sentire fastidio qui nella zona bassa della schiena. Abbiamo fatto un po' di movimenti in questa direzione, adesso invertiamo il giro. Giriamo dall'altro lato, sempre sbilanciando il bacino un po' da un lato, poi indietro, dall'altro lato e davanti. Ancora qualche movimento. E possiamo tornare su, belli dritti. Abbiamo fatto un percorso, siamo partiti dalla testa, le spalle, il busto, il bacino, continuiamo a scendere e scaldiamo un pochino le gambe. Per farlo, bella posizione stabile con i piedi un po' larghi e senza scendere troppo, non dobbiamo sederci, semplicemente abbassiamo un pochino il bacino piegando le ginocchia. Se vogliamo tenere le mani sulle cosce per aiutarci, va bene, e poi torniamo su. Un movimento anche breve, va bene, giusto per scendere un po' e poi tornare su. In questo modo muoviamo qui le ginocchia, andiamo a lubrificare un po' questa articolazione che tante volte è un po' duretta e andiamo ad attivare anche i muscoli qui delle cosce. Non serve scendere tanto, Proviamo a mettere il respiro anche in questo esercizio. Quando scendiamo, inspiriamo, riempiamo i polmoni. Quando dobbiamo venire su, butto fuori l'aria e spingo su. Scendo, inspiro, riempio i polmoni, salgo, butto fuori l'aria. Ancora qualche movimento. Scendo, inspiro, salgo e butto fuori l'aria. L'ultimo. Giù e poi bene su. Ok, torniamo con i piedi un po' più vicini perché adesso facciamo un esercizio che è anche un pochino di equilibrio. Se a casa avete bisogno potete utilizzare un appoggio come una sedia, non è un esercizio difficile, però magari qualcuno si sente più sicuro se appoggia una mano da qualche parte. Quello che andiamo a fare è portare un piede dei due sulla punta e a cerchio scendiamo con la caviglia da un lato, sfioriamo il pavimento e saliamo su dall'altro lato. Non serve fare un movimento molto ampio, basta poco per muovere la caviglia, che è un'articolazione che tante volte usiamo poco perché usiamo solo per camminare così. Noi adesso facciamo un bel movimento per scaldarla in tutte le direzioni. Ognuno ha il suo spazio, ha la sua mobilità, quindi non serve avere la caviglia che si muove tantissimo, basta proprio anche poco. Soprattutto all'inizio, magari sentiamo che la caviglia è rigida, fa fatica, ma è normale, ci vuole un po' di pazienza. Proviamo a cambiare il giro, quindi sempre lo stesso movimento, però andiamo su dall'altro lato e scendiamo di conseguenza. Vediamo se riusciamo. È più difficile così, Ok, appoggiamo il piede e cambiamo lato. Ci spostiamo col peso, solleviamo l'altro piede, andiamo sulla punta e con il tallone lentamente scendiamo. Se avete bisogno ci si può tranquillamente appoggiare su una sedia senza problema. Ma tutti abbiamo un punto debole, sempre qualcosa che non funziona, che può essere una spalla, un ginocchio, una caviglia. Ecco, quindi se avete bisogno, se avete la necessità o semplicemente vi fa sentire più sicuri, con una mano ci appoggiamo a una sedia, a un tavolo, a quello che abbiamo e continuiamo. Anche su questo lato proviamo a invertire il giro, non sempre facile, però
Ci proviamo. Ok, e finiamo appoggiando entrambi i piedi. Abbiamo lasciato indietro una cosa che magari non ci pensiamo, ma adesso vogliamo anche mobilizzare un po' l'articolazione dei polsi. Esatto, per farlo possiamo unire le mani una dentro l'altra o con le dita incrociate e andare a disegnare anche qua dei cerchi pian pianino. Le caviglie sono sempre un'articolazione un po' delicata, quindi lo facciamo piano, con calma, senza sforzare. Adesso che abbiamo lavorato un po' con una mano dentro l'altra, possiamo togliere le mani, finire con qualche movimento con le mani separate, così da sentire anche la sensazione. Ogni polso, poi ogni persona è diversa dall'altra, magari abbiamo un polso più mobile, uno meno mobile, sai, ogni tanto capita, magari abbiamo avuto un piccolo infortunio, facciamo fatica con la destra, invece la sinistra va bene. Cambiamo il giro e sgranchiamo un pochino, che abbiamo finito questa prima parte in cui abbiamo mobilizzato tutto il corpo, ci siamo anche un po' scaldati e iniziamo a fare qualche esercizio, diciamo così, vero e proprio. Lavoriamo con le braccia, lavoriamo anche un po' in coordinazione, vediamo cosa riusciamo a fare. Sempre una posizione stabile perché stiamo in piedi, quindi cercate di avere sempre un buon equilibrio, evitate di stare con i piedi vicini tra di loro, che magari siete un po' sbilanciati, quindi prendete una buona base di appoggio. Partiamo con le mani all'altezza delle spalle e proviamo a fare anche lentamente un semplice movimento di spinta con le mani su verso l'alto, torniamo sulle spalle e spinta con le mani in avanti. Quindi cambiamo, torniamo sulle spalle e apriamo lateralmente. Sono 3 movimenti diversi. Torno sulle spalle, vado su. Torno sulle spalle, vado in avanti. Torno sulle spalle e apro di lato. E continuiamo. Su, avanti e lato. Io adesso le faccio a una certa velocità. Ognuno può scegliere la sua velocità, non dovete per forza andare alla mia, potete essere anche più veloci o anche più lenti. È su, la sequenza, avanti e poi lato. Su, avanti e lato. Già con questo esercizio dobbiamo un pochino coordinarci, ricordarci l'ordine e provare anche a mantenerlo. Su, avanti e lato. Ancora una volta, avanti e poi apriamo di lato e giù a rilassare. Un esercizio in cui richiede un po' di coordinazione, dobbiamo pensarci, ma anche richiede i muscoli qua, perché si fa sentire adesso un po' di calore sulle spalle. Proviamo a renderlo ancora un po' più difficile, quindi proviamo a renderlo ancora più coordinativo. Torniamo con le mani sulle spalle e andiamo a fare 2 movimenti diversi con la destra, con la mano destra e con la sinistra. Con una mano andiamo su verso l'alto, con l'altra andiamo davanti. Torniamo con le mani sulle spalle e proviamo a cambiare il verso, quindi con la destra andiamo su e questa volta con la sinistra andiamo in avanti. Solamente su e avanti adesso, Torniamo sulle spalle e cambiamo, sinistra su, destra avanti. Mani sulle spalle e cambiamo, destra su, sinistra avanti. E di nuovo. Ogni volta che andiamo a toccare con le mani sulle spalle, invertiamo il braccio che sale e quello che va avanti. È più difficile di prima, Anche adesso continuiamo il movimento alla velocità che volete voi. Non dovete per forza andare alla velocità che ho io, potete andare anche più piano,
Se siete bravi anche più veloce, non c'è nessun problema. Provate a concentrarvi sul movimento e ad indovinare ogni volta dove andare. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 5419 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi. Ancora qualche movimento, proviamo a farli sempre bene. Prima di farli velocemente, questi movimenti mi interessa che li facciamo giusti. Ultimi movimenti, su e avanti, su e avanti, e possiamo di nuovo scendere e sgranchire le spalle. Mettiamo un attimo in pausa questa parte qua, che sicuramente ha iniziato a farsi sentire, e lavoriamo di più invece con i nostri addominali. Come nell'esercizio che abbiamo fatto prima durante il riscaldamento, andiamo a ruotare tutto il corpo, tutte le spalle, lo sguardo da un lato. Questa volta, quando arriviamo a lato, però ci fermiamo e manteniamo questa posizione. Provate, ruotiamo anche le spalle per quello che riusciamo. Quando arriviamo ci fermiamo, respiriamo per 3 volte, quindi per 3 volte inspiro e poi espiro, butto fuori l'aria e poi torno frontale. Mi fermo un secondo se ho bisogno di rifiatare e poi continuo, ruoto dall'altro lato e quando arrivo mi fermo. Da fermo però mi ricordo di respirare, quindi conto 1, inspiro aria dentro e butto fuori l'aria. Di nuovo 2, inspiro aria dentro e poi butto fuori l'aria. Quando l'avete fatto 3 volte, ognuno ha il suo ritmo, tornate frontali e continuiamo. Ruoto, mantengo la posizione ma mi ricordo sempre di respirare. Io dico di contare 3 volte perché è un tempo che per noi può andare bene e perché contando anche ci ricordiamo di respirare. Quando siamo con le spalle ruotate magari siamo un po' in tensione e non ci viene naturale respirare, magari ci viene più naturale andare in apnea, mantenere il respiro contratto. Se ci ricordiamo di contare, ci ricordiamo anche di respirare a fondo. Ovviamente la velocità dell'esercizio, come al solito, dipende da voi, non dovete andare alla mia velocità, ognuno ha il suo ritmo che dipende soprattutto dalla frequenza del respiro. Ultimi movimenti. Ottimo, bravi. E ultimo movimento anche dall'altro lato. E posso tornare frontale. Allora, mi prendo un attimo, rifiato un pochino. E continuiamo adesso interessando sia a un movimento delle braccia che un pochino un movimento qua del bacino. Quello che proviamo a fare è partendo con le mani sui fianchi che ci danno sempre stabilità. Quando sentite che la schiena un pochino qua dà fastidio magari qua dietro, le mani sui fianchi ci aiutano a scaricare il peso, a sentirci meno pesanti sulla schiena. Partiamo da un lato, io inizio con la mano destra, distendo il braccio lungo il corpo, salgo lentamente, lo porto prima all'altezza della spalla, poi se non mi dà fastidio continuo a salire, lo porto su sopra la testa. Quando arrivo su, se non ho problemi con la spalla, perché può essere che ci possa dare un po' di fastidio, provo a spingere, quindi inclino un pochino il bacino, spingo su, vado a prendere un oggetto che sta molto in alto con la mano, faccio finta di prendere qualcosa che si trova in alto sulla dispensa e poi torno giù lentamente, accompagno il braccio nella discesa, torno sul fianco e cambio lato, quindi di nuovo mano sul fianco, l'altro braccio disteso, salgo lentamente, arrivo all'altezza della spalla,
Se la mia spalla sta bene, continuo a salire, arrivo su sopra la testa, se non mi dà fastidio, spingo in alto, vado a prendere il pacco di farina che sta nello scaffale più alto, mannaggia, e poi lentamente scendo, lo riporto giù col braccio disteso, controllo anche la discesa e ripeto dall'altro lato, quindi di nuovo mano sul fianco, distendo il braccio, lentamente salgo all'altezza della spalla, poi vado anche un po' più su, arrivo sopra la testa e quando sono su inclino un pochino lateralmente, spingo in alto, con le punte delle dita posso cercare l'altezza il più possibile e poi lentamente torno indietro senza far cadere il braccio per terra, lo sostengo e lo accompagno nella discesa. E ripetiamo. Mano sul fianco e su dall'altro lato, su pian pianino, quando arrivo su allungo, vado in cerca di raggiungere la massima altezza e poi come prima lentamente scendo. Ecco, noi l'abbiamo già fatto 2 volte per lato, concludiamo con la terza. Riprendiamo sempre una buona posizione prima di partire, sempre le mani sul fianco e su lentamente, porto il braccio sopra la testa e se non ho problemi con la spalla che mi dà fastidio, continuo a spingere su verso l'alto, si allunga il fianco di qua, questa volta, e poi lentamente scendo. Terza e ultima volta anche dall'altro lato, così concludiamo questo esercizio. Su bene, allungo bene, in alto, in alto, in alto e poi lentamente scendo giù. E riporto le mani qua sul bacino, sgranchisco un po' che abbiamo utilizzato tutta questa parte. Ultimissimo esercizio che facciamo in piedi, sempre utilizzando le braccia, oggi lavoriamo bene. Partiamo con le braccia lungo i fianchi, gomiti leggermente piegati, quindi non dritti come dei bacchetti ma con i gomiti un pochino flessi. Solleviamo le braccia davanti a noi lentamente, raggiungiamo l'altezza delle spalle, ci fermiamo un secondo. Se non abbiamo problemi qua alla spalla, perché magari capita un infortunio o qualcosa, continuiamo a salire, portiamo tutte e 2 le braccia su in alto, per quello che riusciamo. Arrivati su, se siamo comodi in questa posizione, spingiamo su verso l'alto e poi lentamente scendiamo in avanti. Anche questo esercizio non è facilissimo per tutti, quindi ricordatevi di non esagerare, ascoltate sempre quello che vi dice il vostro corpo. Se arrivati, adesso lo ripetiamo, saliamo lentamente, se arrivati qua, fare un altro movimento vi fa male le spalle, allora ci fermiamo qua. Se invece sentite che il corpo ve lo permette, continuiamo a salire. Stessa cosa, quando arriviamo con le mani sopra la testa, se le spalle danno un po' fastidio, possiamo fermarci. Se invece sentiamo che abbiamo la possibilità, andiamo su con le mani a stiracchiarci verso l'alto e poi lentamente scendiamo. Ok, lo ripetiamo ancora, salgo davanti lentamente, mi fermo un attimo con le mani all'altezza delle spalle e poi proseguo. Sempre nel rispetto del mio corpo, di quello che mi permette di fare e solo se riesco vado su con entrambe le mani bello alto e poi lentamente scendo. Lo facciamo un'ultima volta. Lentamente salgo davanti a me, mi fermo un attimo, mi sospendo un attimo così all'altezza delle spalle, poi proseguo e vado su con le mani sopra la testa e se riesco anche
mi stiracchio, vado su bene in alto con entrambe le mani a spingere su, e poi lentamente scendo. Anche la discesa, mi raccomando, controllata. Quando sono giù finalmente posso rilassare e sgranchire un po' le braccia. Bene, continuiamo la nostra lezione. Questa volta ci sediamo, quindi prendete posto, se avete il materassino approfittatene. Mi metto anch'io più in qua, così siamo più vicini. Ottimo. Adesso abbiamo lavorato tanto con la parte alta, ci dedichiamo un attimino alla parte invece più bassa, quindi mobilizziamo un pochino le articolazioni del bacino e delle gambe. Per farlo un esercizio molto semplice: siamo seduti, abbiamo i piedi che appoggiano bene a terra, cerchiamo di tenerli davanti a noi, quindi non con le gambe larghe ma se riusciamo con le gambe davanti. Quello che facciamo è distendere prima una gamba per poi portarla giù, appoggiarla per terra e distendiamo l'altra pian pianino. Non è necessario distenderla completamente, quindi adesso torniamo alla gamba di prima. Non è necessario avere la gamba completamente distesa, basta anche sollevare un po' il piede da terra, ognuno fa quello che riesce. E ripetiamo da un lato e poi dall'altro. Distendiamo un pochino e torniamo giù e cambio gamba, distendo, se riesco a distendere la gamba del tutto bene, se no non importa, e torno giù. Se sono proprio elastico e la gamba senza problemi la distendo bella dritta, quello che posso fare è, una volta che arrivo con la gamba distesa, avvicinare la punta del piede a me, quindi tirare un po' in qua. Questo aumenta ancora di più l'intensità dell'esercizio e soprattutto ci fa sentire che qua dietro tira. E giù. Ancora qualche movimento. Su. Distendo bene, se riesco con la punta la avvicino al corpo e giù. Ancora una dall'altro lato. Distendo bene, avvicino la punta se riesco e giù. Bene. Ci fermiamo con questo movimento e ne facciamo un altro, questa volta non davanti al nostro corpo ma lateralmente. Ci possiamo aiutare con una mano, apriamo una gamba di lato, così guadagniamo un po' di spazio, sentiamo che qua all'interno tira un pochino, il piede può stare appoggiato per terra e poi torniamo col il piede davanti. Ripetiamo dall'altro lato, apriamo un po', appoggiamo pure il piede per terra e poi torniamo centrali e continuiamo. Ogni volta che apriamo proviamo, se si riesce, a mettere il piede lateralmente alla sedia o dove siete seduti e guadagnare un pochino di spazio. All'inizio magari sentiamo che la coscia nella parte interna qua tira un pochino, ma è normale. Noi, senza sentire dolore, senza avere fastidio, proviamo a guadagnare spazio in questo movimento e aprire sempre un pochino di più finché sentiamo qua, esatto, proprio così, finché sentiamo un po' di tensione va bene. Se sentiamo male invece ci fermiamo, diminuiamo un po' l'ampiezza del movimento. Se siete belli elastici potete, quando avete fatto il movimento di apertura, con la mano spingere un pochino all'esterno del ginocchio. Non è obbligatorio, ma se vi sentite che vi fa bene possiamo anche allargare un po', così da aumentare ancora di più il movimento. Allargo di lato e con la mano, se riesco, se mi serve, spingo un pochino e torno. Allargo, se mi va spingo un pochino per ampliare il movimento e torno. Di nuovo e torno. Ok, abbiamo lavorato anche qua sul bacino. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene,
annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 5419 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi. Lavoriamo questa volta con le caviglie, siamo seduti quindi non abbiamo problemi con l'equilibrio. Quello che proviamo a fare è, mantenendo comunque una postura, se riusciamo, corretta, quindi se avete lo schienale non buttatevi indietro come se foste in divano, ok? Se non avete lo schienale cercate di stare comunque su dritti. Lavoriamo prima con un piede poi con l'altro, solleviamo il tallone e manteniamo la punta a terra, quindi andiamo come a schiacciare con la punta, andiamo a schiacciare il pavimento e poi invertiamo, scendo con il piede e salgo con l'altro, scendo col tallone e salgo con l'altro dall'altro lato, esatto, e poi cambio ancora e alterno, prima uno e poi l'altro, come uno step, senza fretta, prima col destro poi col sinistro, cambio su un tallone, sull'altro, le punte stanno sempre a terra, quindi con le punte sto sempre appoggiato a terra, anzi se riesco immagino di spingere giù come se volessi schiacciare un pulsante che sta per terra. Ok, qualche movimento ancora e posso adesso rilassare, riappoggio entrambi i talloni, se serve anche sgranchisco un pochino, così muovo un pochino e passiamo a un ultimo esercizio. Questo forse è un pochino più difficile, quindi anche in questo esercizio mi raccomando non dovete per forza fare quello che faccio io o con la velocità che lo faccio io, ognuno ha la sua dimensione, il suo spazio, la sua mobilità, cercate di ascoltare il vostro corpo. Se avete una sedia e vi può aiutare potete tenere la sedia, altrimenti non è necessario, potete tenere con le mani sulla seduta o sulle cosce, non è importante. Quello che proviamo a fare adesso è sollevare tutto il piede da terra e quindi portare un pochino sul ginocchio. Perfetto, arrivati su, scendiamo, lo riappoggiamo e saliamo dall'altro lato. Arrivati su, scendiamo, appoggiamo e saliamo dall'altro lato. Come una marcetta, alterniamo destra, sinistra, destra, sinistra. Lentamente, non mi interessa che lo facciate veloce, è più importante farlo lentamente. E idealmente solleviamo il piede, avviciniamo un pochino il ginocchio al petto. Se sentite che quando il ginocchio sale andate indietro con la schiena, allora sollevate un po' meno, l'importante è stare dritti con la schiena. E alterno, destra, sinistra, destra, sinistra. Questo esercizio è un po' più impegnativo di quelli di prima, si fanno sentire sia le cosce qua che magari un pochino anche gli addominali. Uno non ci pensa, ma per tirare su qua dobbiamo usare anche i muscoli che stanno sotto la pancia. E allora ci fermiamo un attimino, riappoggiamo entrambi i piedi, ci prendiamo un secondo per rifiatare. Le mascherine giustamente non aiutano in questo, se siete a casa magari avete la fortuna di non usarle. Proviamo a fare un altro esercizio, intanto continuiamo a respirare, rifiatiamo, ci torniamo in una condizione di riposo col corpo. Ci prepariamo a fare un altro esercizio che è sempre un po' impegnativo, quindi magari ci verrà di nuovo da aumentare la frequenza del respiro, il fiato. Finché riusciamo manteniamo l'esercizio e continuiamo a farlo. Se ci sentiamo molto affaticati oppure se avete la mascherina e sentite che vi manca l'aria, potete tranquillamente fermarvi in qualunque momento. Quello che proviamo a fare adesso è, sempre mantenendo un po' di stabilità, o tenendo la sedia o appoggiando le mani comunque sulla seduta, proviamo, se si riesce, a sollevare una gamba e poi anche l'altra e avvicinarla e poi giù. È più difficile questo, È difficile, sì.
Noi ci riproviamo finché riusciamo a farlo. Quando sentiamo che la fatica è troppa o diventa troppo impegnativo, possiamo fermarci in qualunque momento. Distendiamo prima una gamba e poi su anche l'altra e poi scendo e ripeto, su una, su l'altra e giù e ripeto, prima con una poi con l'altra, porto entrambe le gambe distese davanti a me, su, su e giù. Se questo esercizio mi riesce facilmente e non faccio nessuna fatica a tenere sulle gambe, posso anche provare a stare con le gambe distese un secondo prima di scendere. È facoltativo, potete scegliere voi di farlo o meno. Resta la regola che bisogna ascoltare il proprio corpo e se il corpo dice questo esercizio non fa per me, non va bene, allora mi fermo, non dobbiamo farlo per forza. Vale. Ancora qualche movimento. Se vi sentite bene in questo esercizio provate a mantenere le gambe distese un secondo, 2 secondi e poi scendere e giù definitivamente. Possiamo rilassare un pochino le gambe che hanno lavorato, sicuramente ha lavorato anche gli addominali, anche se non sembra, quindi possiamo fermarci un attimino, riprendere fiato. Negli ultimi minuti che ci restano per questa lezione proviamo a lavorare invece un po' meno sulla forza e un pochino sulla mobilità, quindi facciamo un po' di allungamento. Partiamo dalla parte alta del corpo, proviamo a allungare un pochino i muscoli delle spalle che abbiamo usato prima e per farlo facciamo un movimento con il braccio, lo portiamo davanti disteso, poi come se stessimo accompagnando una porta incrociamo davanti a noi. Con l'altra mano prendiamo il gomito e per quello che ci riesce lo spingiamo un pochino verso di noi, avviciniamo il gomito alla spalla. Arrivati su ci fermiamo e manteniamo la posizione. Per qualcuno questa è la posizione di allungamento, per qualcun altro invece avere il gomito vicino alla spalla è la posizione di allungamento. Ognuno trova il suo spazio, la sua lunghezza e poi ci fermiamo e manteniamo la posizione. Quanto rimaniamo in posizione, come al solito proviamo a stare per 3 respirazioni complete. Poi rilasciamo, accompagniamo il braccio giù, torniamo in basso e ripetiamo dall'altro lato. Distendo il braccio, come se stessi accompagnando una porta, incrocio davanti a me, con l'altra mano sostengo e spingo il gomito verso la spalla. Arrivo in posizione e mi ricordo di respirare, se riesco profondamente, per 3 volte. Quindi per 3 volte inspiro e poi espiro. Faccio entrare l'aria nei polmoni, inspiro bene, poi lascio che l'aria naturalmente esca. Dopo 3 volte, come prima, accompagno il braccio in avanti e giù verso il basso. Lo ripetiamo ancora una volta per lato e ritorniamo al braccio destro che abbiamo fatto per primo. Incrociamo, sosteniamo il gomito e avviciniamo alla spalla. Manteniamo la posizione ricordando di respirare, anche se magari ci viene automatico stare un po' in apnea per la tensione, invece noi ci facciamo caso, respiriamo in questa posizione e lo facciamo 3 volte, così contando ci ricordiamo anche di farlo. E poi rilascio, accompagno giù e ripeto dall'altro lato. Su bene, incrocio, sostengo e premo verso il petto. Tre belle respirazioni, inspiro, riempio i polmoni di aria e poi lascio che l'aria esca da sola. Fatto 3 volte, rilascio, accompagno giù. Posso sgranchire un po' le spalle e andiamo a allungare un pochino i muscoli qua del collo lateralmente. Per farlo cerchiamo di stare in una bella posizione dritta e poi da qui scendiamo, o meglio incliniamo leggermente la testa di lato. Con la mano possiamo aiutare questo movimento, sostenere un po' il capo finché scendiamo.
Quando sentiamo che dall'altro lato inizia ad allungarsi un po', sentiamo un po' di allungamento muscolare, ci fermiamo e rimaniamo in posizione. Con o senza mano, potete scegliere. 3 respirazioni complete in questa posizione. E mi raccomando, per uscire da questa posizione vi consiglio di, con la mano, aiutare il movimento della testa nel risalire e torniamo così verticali. Lo facciamo anche dall'altro lato. Lentamente scendiamo, incliniamo la testa dal lato, sentiamo che si allunga il collo dall'altro lato. Quando siamo in posizione ci fermiamo e contiamo 3 respirazioni complete. Quindi come al solito inspiriamo, riempiamo i polmoni e poi espiriamo, buttiamo fuori l'aria. Dopo 3 respirazioni con la mano mi aiuto, sollevo di nuovo il capo, torno su. Lo facciamo ancora una volta da un lato e dall'altro, scendo. Sento qui l'allungamento, mantengo la posizione, se serve mi aiuto con la mano, conto 3 respirazioni complete. Dopo 3 respirazioni con la mano aiuto a risalire. Facciamo l'ultima volta dall'altro lato, così completiamo. Scendo, inclino, sento i muscoli che si allungano. A quel punto mi fermo e mantengo per 3 respirazioni. Con la mano, quando ho finito, mi aiuta a tornare su, sgranchisco un po' le spalle. Questo era l'ultimo esercizio di oggi. Io vi ringrazio, come sempre. No, grazie a voi. Vi do appuntamento alla prossima lezione. Bene.